La trasformazione dell'indice di rischio è stata trasformata per gli effetti di previsione di forti temporali che potrebbero colpire la regione. L'amministrazione regionale, attraverso un decreto firmato dall'assessore Riccardi, d'intesa con il presidente della regione Massimiliano Fedriga, ha dichiarato lo stato di preallarme sull'intero territorio a partire da oggi, 20 agosto, per una durata di 15 giorni allo scopo di fronteggiare l'ondata di maltempo in arrivo e predisporre con urgenza le misure a tutela della sicurezza delle persone. Unitariamente è stato siglato anche l'impegno di spesa che attende ora la ratifica della Giunta regionale per uno stanziamento complessivo di 1,3 milioni di euro, delineando un quadro di interventi urgenti volto a salvaguardare l'incolumità pubblica e a mantenere in sicurezza il territorio prima che l'evoluzione dello scenario possa degenerare. Questa è la ripartizione delle risorse. 1 milione viene destinato specificatamente alle opere urgenti di sistemazione del suolo e di contrasto al dissesto idrogeologico. La quota restante copre le forniture di beni di consumo, i contratti di servizio e la manutenzione ordinaria dei mezzi, oltre a garantire la necessaria copertura finanziaria per il personale e i volontari. Al fine di ottimizzare l'efficacia della spesa rispetto all'evoluzione degli eventi atmosferici, il decreto autorizza uno storno di bilancio di 230.000 euro e affida al direttore centrale la flessibilità di rimodulare gli stanziamenti in base alle necessità che emergeranno sul campo. Di una macchina efficiente, adeguata, che può contare sicuramente su uno straordinario mondo che è quello dei volontari di protezione civile, uniti ovviamente alle competenze del Corpo Forestale e dei Vigili del Fuoco, alla catena istituzionale, la Regione, insieme con i sindaci, i comuni, abbiamo fatto un lavoro molto faticoso. Ora poi tireremo una riga attorno a questa cosa e cercheremo di capire quali sono le misure che possono essere individuate anche a sostegno delle aree, delle persone che sono state colpite. Siamo pronti, il decreto è in firma, tutta la macchina è attivata, abbiamo appena finito l'ultimo punto nel CFD e naturalmente insomma, adesso seguiremo l'evolversi della situazione come ormai abbiamo sempre fatto da anni. Insomma, io sono qua nell'ultimo periodo perché ci sono stato anche prima da quasi 9 anni e credo che in 9 anni abbiamo dato dimostrazione perché non è che non sia accaduto niente in questi anni.